ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Musica Indipendente. Ma certo, voi popolo di Radio Libertà, ormai intossicati dal fascismo catodico, avete fatto bene ad accendere la radio. È così che si fa, a ogni azione corrisponde una reazione. Cercate la verità, che non abbiamo certamente noi in tasca, però vi raccontiamo qualcosa che gli altri difficilmente osano raccontarvi, anche dal punto di vista musicale. E allora buon pomeriggio da Sammy Varin, Potere al Popolo in versione venerdì. Lo facciamo anche con un artista indipendente, certo, ospite nei nostri studi o in diretta Skype o al telefono o al citofono, basta avercelo. E oggi abbiamo, signori, uno psicologo, cantautore e polistrumentista da Pavia, molto conosciuto nella sua terra e anche da queste parti, perché appena esce un nuovo singolo lo vogliamo subito in onda. Ecco a voi Marco Moraca! Buongiorno a tutti, ciao Sammy, bellissimo, che bello vederti. Un piacerone. Poi lo sai, ogni tanto dallo psicologo bisogna andarci e se non ci andiamo almeno bisogna ascoltarlo. E il bello del Marco Moraca che in ogni sua canzone ci mette dentro una meditazione, una suggestione, un qualcosa che vi lascia con un sapore, non in bocca perché la canzone non la metti in bocca, ma nelle orecchie, nel cervello, in testa. E questa sensazione che ci lasci in ogni tuo pezzo, che secondo me fa la differenza rispetto ai soliti artisti che, cari ascoltatori, dovete sorbirvi ascoltando RTL, Radio DJ, Radio Dimensione Suono, Radio Italia, tutti i giorni alla stessa ora lo stesso artista, perché alla fine vi deve piacere. E allora Marco Moraca, c'è una nuova produzione che esce proprio oggi, figata, davvero? Così si fa perché da qualche anno ho scoperto che pubblicare una canzone bisogna farlo di venerdì. Il venerdì è il radio date, e per cui mi sono un po' adeguato a quei meccanismi di mainstream a quali io ovviamente non appartengo, e da lì mi ricollego un po' a quello che hai detto tu. Perché avendo la fortuna di essere indipendente, sai, sento forte la possibilità di raccontare quello che sento, no? E questa è una grande fortuna. Poi quello che hai detto all'inizio di questa chiacchierata è molto bella, io ti ringrazio per quello che dici. Se riesco attraverso le mie canzoni, che poi in realtà non sono nient'altro che la trasposizione di un'emozione, di una sensazione in musica, in parole, a far arrivare, a far muovere nelle persone qualcosa, sono solo che contento. Chiaramente il mio obiettivo non è mai quello di sentenziare niente o di insegnare niente a nessuno. La mia è una proposta di riflessione rispetto delle esperienze mie personali, e Leggero è arrivata proprio per caso l'anno scorso. Mi ha messo nella condizione di sentire proprio il bisogno di fare un'analisi mia personale sul tema dell'amore, del bene, delle passioni, vivendo in un'epoca, in un tempo che posso dirlo non mi piace. Credo che la riflessione sul bene e l'amore, sulle emozioni sia necessaria. Viviamo veramente costantemente alla ricerca di qualcosa che non esiste, perdendo il focus su quello che conta. Non ultimo le relazioni. A me piace parlare di relazioni, lo faccio nel mio lavoro, lo faccio nei miei ragionamenti, nelle mie canzoni, però proprio stamattina riflettevo, insomma, c'è questo claim dell'intelligenza artificiale, ma manca moltissima intelligenza emotiva, e nessuno si ferma a sentire quello che sente veramente dentro, no? E ti fermo un attimo perché stanno arrivando anche WhatsApp, certo, e mi fanno tanti esempi di quello che accade ogni giorno. Marco mi dice si è
perso completamente il senso della vita, il valore dato alla vita, che fine ha fatto. Vediamo quanti omicidi, femminicidi sicuramente, ma anche omicidi, ammazza tutta la famiglia e poi si uccide, eccetera. Sta succedendo qualche cosa. Allora fermiamoci e direi lanciamo per la prima volta su queste frequenze la nuova canzone dello psicologo, cantautore e polistrumentista Marco Moraca. Si intitola Leggero, è uscita da un'ora praticamente su YouTube, quindi chi ha sotto mano un telefonino, un computer, basta scrivere Marco Moraca Leggero e salta fuori. Però ti lascio 30 secondi per dare delle connotazioni che riguardano questo pezzo, perché a un certo punto di questa canzone appare John Lennon. Ma John Lennon è stato un po' un pretesto. Io sono un grande fan dei Fab Four, ma soprattutto un grande fan del pensiero libero di Lennon, e la riflessione che ho fatto è stato il motivo per cui ho voluto inserire questo omaggio a questo personaggio incredibile, è stata quella di rendermi ancora una volta tristemente conto che nella storia ci sono stati personaggi incredibili che hanno cercato di portare avanti valori, messaggi sempre verso la pace, ma passano gli anni, decenni. Lennon è morto nell'80, sono passati 44 anni, non è cambiato niente, e sembra che noi veramente come esseri umani di intelligenza ne abbiamo poco, perché impariamo poco, e la cronaca italiana, estera, tutti i giorni ci conferma questa cosa. Guardate le guerre che ci sono. Lennon sperava in un mondo libero, dove non c'erano con confini, dove ciascuno era portatore sano di valori, arte, cultura, scambio, ma Lennon è forse stato l'ultimo dei filosofi che per centinaia di anni hanno cercato sempre di sensibilizzare le persone a questo, ma non basta mai. Una riflessione amara, ma che si apre su un desiderio bellissimo di libertà in questa nuova canzone di Marco Moraca intitolata Leggero. Strade di sale che ti portano al mare, ma non sei più tu. Come riuscire ad amare un pensiero se non viene più? Come puoi dire che tutto può andare per tempo? Ma se il tempo lo decidi tu. Frasi cadute sul foglio strappato che non serve più. Come riuscire ad amare il mio tempo se il tempo, ma se il tempo lo decidi tu, se il mio tempo lo decidi tu. Quella voglia che hai di amare, che ti tieni dentro, che ti spinge a non guardare a quello che vuoi davvero. Non è l'arte di capire se ti manca sul serio, ma è soltanto la paura di sentirti da meno, da meno. Contro abito la fa sotterrante, impenetrabile tu, leggero. We announced the birth of a conceptual country, Utopia. Citizenship of the country can be obtained by declaration of your awareness of Utopia. Utopia has no land, no boundaries, no passports, only people.
Newtopia has no laws other than cosmic. All people of Newtopia are ambassadors of the country. As two ambassadors of Newtopia, we ask for diplomatic immunity and recognition in the United Nations for our country and its people. Quella voglia che ho di amare, che mi tengo dentro, che mi spinge a non guardare a quel che sento davvero. Quella voglia che ho di urlare, che mi porta giù, che nascondo respirando per sentirmi leggero, leggero. Leggero. La musica da queste parti non è mai scontata, la musica è cultura, la musica sono sensazioni che poi ti rimangono in testa, nel cervello, un sapore che ti porti dietro e te ne accorgi subito se la musica è di qualità, perché se finisce la canzone e non hai nessun ricordo, nessuna sensazione che permane dentro di te, vuol dire che la musica che hai ascoltato non era di qualità, che il messaggio non è, se mai ci fosse stato un messaggio, non è riuscito proprio ad arrivare, che qualcuno ha curato più, che ci fosse quello strumentista o quell'altro ancora, che fosse prodotto che fosse uscito in modo che ma il messaggio non è arrivato. Marco Moraca, Leggero, esce proprio quest'oggi e Marco, naturalmente ti invito nuovamente a rilanciare ciò che traspare da questo bel video, veramente bello, anzi ci devi dire dove l'hai girato e soprattutto il parallelismo con la realtà che stiamo vivendo oggi. Tu chiedi, il tuo imperativo è di liberarsi dai conflitti interiori, una canzone per costruire un mondo senza barriere e magari, e poi vedi che cavolo non stiamo combinando adesso, il senso della vita che se ne va dai messaggi che stanno arrivando. Come reagire? Che cosa insegna questa canzone? Come possiamo reagire tutti insieme, anche grazie a una canzone e anche grazie, e adesso ricordiamo pure questo, a tanti appuntamenti sul palco, molti di questi benefici che tu porti avanti, e ce n'è uno proprio sabato prossimo, 5 ottobre, al Teatro Fraschini di Pavia. Moraca. Le domande che mi hai posto sono tante, andrebbero tutte un po' allargate. Il senso di questa canzone è cercare di invitare insomma le persone ad adottare un'attitudine nei confronti del concetto di leggerezza. Io non ho inventato niente, perché basta studiare, basta leggere, basta andare a informarsi. Sono tutti ragionamenti che hanno transitato, come ti dicevo, le menti di grandi filosofi, pensatori, artisti, attori e registi. La leggerezza non è nient'altro che l'attitudine a planare sulle cose. Molti la scambiano per superficialità. In realtà è la capacità di riuscire a dare il giusto peso alle cose che accadono, senza farle diventare questioni di principio, di lotta o di conflitti, con un atteggiamento verso come dire, il tentativo di trovare soluzioni alle cose. Nella maggior parte della nostra vita noi ci troviamo ad affrontare difficoltà alla nostra portata, questioni che possono essere risolte molto più velocemente rispetto a quanto poi diventano non facendolo. E questo lo puoi fare solo se hai ben chiaro ciò che hai dentro, ciò che muove dentro di te. Io in una canzone dico: l'infinito può sembrare a volte irraggiungibile se non è una parte di te. Cioè tutto ciò che noi proiettiamo fuori è qualcosa che in realtà dobbiamo indagare e ricercare dentro. Tanto è grande l'universo, tanto è grande e meraviglioso il nostro interno, la nostra personalità, il nostro mondo interiore, ma meno lo esploriamo, meno lo arrediamo, più cercheremo fuori
delle cose che non ci aiuteranno a sentirci sereni / felici, di equilibrio, no? E questo è il tema. Poi sai, l'amore è un argomento gigantesco, uno poi lo associa all'amore per una donna, per i figli, ma in realtà è amore per la vita, amore per le proprie passioni, amore per i sogni, cioè quella voglia che hai d'amare, che ti senti dentro e che ti spinge a non guardare a quel che sento davvero, cioè vuol dire fondamentalmente che tu, la domanda che ti devi fare è: ma che cosa vuoi davvero? Cosa non vuoi? No? Sono delle riflessioni che oggi nel nostro tempo nessuno ha il tempo di fare, o pochi lo fanno, perché presi da 200 miliardi di istanze e di urgenze. Lennon è un personaggio chiave di questa canzone e di questo video, perché ho voluto riportare un frammento della dichiarazione di Utopia, che è il celebre discorso di Lennon che venne pronunciato il 2 di aprile del 73, in cui lui non enunciava solo un concetto di utopia, ma di un nuovo modo di concepire la società, che lui pensava come un'unica nazione senza leggi, confini, passaporti, dove al centro c'erano le persone. Qui c'è tutto il suo Imagine pensiero, e purtroppo però 40 anni dopo le sue parole sono attuali, cioè il bisogno che io ho sentito forte è di richiamare all'attenzione un personaggio come questo, perché oggi più che mai ne avremo bisogno, e ho la sensazione che stiamo perdendo persone di riferimento che possano guidare le persone verso valori base, la pace è un valore base, il senso di comunità, di aiuto, di integrazione, di cooperazione, no? Lennon fu un grande in questo, fu veramente un grande. E allora andiamo a ripercorrere, signori, la grande musica ogni tanto, ritorniamo ad ascoltare la grande musica del passato anche attraverso quella odierna, e riascoltatevi il pezzo di Marco Moraca intitolato Leggero. Adesso però la canzone precedente, La tua splendida ironia. Facciamoci un giro con questa, perché poi alla fine l'amore è quello che trionfa sempre, che ci fa andare avanti in qualche modo, ragazzi, e dobbiamo amare di più e amare nel modo più bello, più vero, senza chiedere a volte nulla indietro, regalando tutto quanto di noi, senza pretendere e magari ogni tanto accettare anche che le cose non vadano bene, che ci sia un rifiuto in amore. Sentiamo 3 minuti di Marco Moraca, La tua splendida ironia. Spiegami come non aver paura questa sera senza i tuoi pensieri. Guardami, nei miei occhi così stanchi troverai quello che cercavi tu. Sono qui, mi nascondo per non dire una bugia che so già non capirai come me, con i miei anni sulle spalle che vorrei buttare via. Prendimi anche solo per un attimo e saprai dirmi quello che vorrai. Spogliati dei tuoi aridi sorrisi e vieni a me come non hai fatto mai. Io sono qui seduto a immaginare la tua splendida ironia, la tua mano stretta forte nella mia, con i panni sul divano che dovrei
via. Musica indipendente, il venerdì dalle 13 alle 13:30 c'è sempre un artista ospite. Oggi abbiamo lo psicologo Marco Moraca che mette in musica i suoi pensieri da cantautore, da polistrumentista, da persona che sta vivendo questo tempo insieme a tutti voi, che ha contatto, potete immaginare, anche con il suo lavoro con tante persone. La tua splendida ironia ci ha portato agli ultimi 2 minuti e a ricordare un evento, Marco, che non si può non ricordare, anche perché la nostra radio è molto ascoltata in tutta la Lombardia e in particolare nella tua zona Pavia. C'è un evento che io adesso vi mostro anche in video mentre tu ne parli, da non mancare per il sabato 5 ottobre. Di cosa si tratta, Marco? Mi hai dato modo nel tempo anche di raccontare il mio impegno nel sociale attraverso la realizzazione dei miei concerti, che hanno ultimamente spesso cercato di sensibilizzare su alcuni temi le persone che vivono un po' nel mio territorio. Questa volta sono stato invitato come ospite insieme ad altri prestigiosi musicisti, tra cui anche Precarico, gli Autogol, ad una serata il cui ricavato andrà ad AGA, l'Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico di Pavia. Saremo sul palco di questo prestigioso teatro di Pavia, che è il Teatro Fraschini, il 5 di ottobre dalle 8:30, e per me tra l'altro è una emozione enorme, perché sarà la prima volta che calcherò quel palco. Lo farò presentando insomma la mia canzone nuova e il lavoro che sto facendo, e insieme all'associazione Un Amico del Cuore cercheremo di portare a casa insomma un risultato che possa permettere appunto a AGAL, come già capitato nei miei concerti passati, di portare avanti le sue attività. Con l'ultimo concerto che ho fatto al Teatro Marcello Mastroianni lo scorso aprile, il Marco Moraca AGAL Charity Concert chiamato, siamo riusciti ad aiutare AGAL, che insieme ad altri partner ha raccolto la quota che serviva per comprare un pulmino per portare i bambini a fare le cure al San Matteo. E qui naturalmente arrivano i ringraziamenti anche dei nostri ascoltatori per quello che stai facendo da artista e da uomo. Marco Moraca da Pavia, avete sentito signori, al Teatro Fraschini, sabato prossimo 5 ottobre alle 20:30 nello spettacolo Stasera offro io, e si fa della buona musica per aiutare, per beneficenza, per chi effettivamente ha bisogno di aiuto, grazie naturalmente in questo caso ai volontari di AGAL. E io ringrazio te Marco Moraca, invito gli amici che ci seguono, che vogliono cercare musica diversa, che abbia ancora un significato, che lasci qualcosa in testa, a fare un giro sul tuo sito, o ancora meglio a cercare Marco Moraca sugli store digitali o semplicemente su YouTube. Marco Moraca, saltano fuori le tue produzioni, e un'altra la sentiremo dopo il Qui Parlamento, il pezzo Credimi. Grazie davvero Marco. Sammy, io ti abbraccio, grazie a tutti i tuoi radioascoltatori, è davvero un onore essere qui con voi, grazie davvero, grazie. E noi ci fregiamo di questa bella musica ben diversa da quella che si sente sugli altri canali. Alla prossima. Ciao! Avete ascoltato Musica Indipendente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Qui Parlamento. Calderoli. L'Assemblea oggi avvia la discussione della proposta di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale del 31 gennaio 1963 numero 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, nel testo licenziato dalla prima commissione.
A seguito dell'approvazione di 3 proposte emendative, il provvedimento ora all'esame dell'Assemblea è composto da 10 articoli rispetto agli originali 7. Relativamente al contenuto della proposta di legge costituzionale, rilevo che l'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica con prevalenti finalità di manutenzione normativa l'articolo 5 dello Statuto, che individua le materie in cui la Regione esercita una potestà legislativa concorrente, sostituendo al numero 18 le parole edilizia popolare con edilizia residenziale pubblica. Evidenzio che l'articolo 2, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca una modifica all'articolo 7 dello Statuto per aggiungere, tra ambiti di potestà legislativa regionale, la possibilità di istituire nuovi enti di area vasta e di modificare la loro circoscrizione e denominazione d'intesa con le popolazioni interessate. In merito, signor Presidente, ricordo che la Regione Friuli Venezia Giulia, al pari delle altre regioni a statuto speciale, ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, e rammento altresì che l'espressione enti territoriali di area vasta è stata utilizzata per la prima volta dalla legge numero 56 del 2014. In mancanza di un'esplicita definizione normativa, l'ente di area vasta può essere inteso quale livello di governo intermedio tra il Comune e la Regione, corrispondente all'ambito territoriale ritenuto ottimale per lo svolgimento di funzioni che per il loro esercizio unitario necessitano di una dimensione sufficientemente estesa. Faccio poi presente che l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce l'articolo 8 dello Statuto, stabilendo che la Regione esercita funzioni di programmazione, nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità con i principi della Costituzione e del presente Statuto. L'articolo 4, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'articolo 11 dello Statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della Regione, affermando che gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale. La disposizione riprende quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma della Costituzione. Qui Parlamento. Va ora in onda Potere al Popolo. Credimi, le mie parole sono inutili. Un equilibrio sostenibile è una questione di simmetrica tra di noi, un universo di ostacoli posizionati in modo instabile da non riuscire a superarli mai. Non è la solita rinuncia che vorrei, fatta di luci che si spengono tra noi, questo silenzio incomprensibile da non riuscire a respirare più. Cadono le mie certezze matematiche, le tue risposte categoriche, noi due individui ancora fragili come noi. Le mie ragioni sono deboli, i miei riflessi troppo lucidi da non riuscire a risalire più. Non è una stupida ragione che vorrei, o l'illusione che sia semplice tra noi, questo silenzio incomprensibile da non riuscire a sopportarlo più.
Non è la solita rinuncia che vorrei, fatta di luci che si spengono tra noi. Questo silenzio incontenibile da non riuscire a respirare più. Yeah, yeah, yeah. Non è una stupida ragione che vorrei, o l'illusione che sia semplice tra noi. Questo silenzio incomprensibile da non riuscire a sopportarlo più. Non è la solita rinuncia che vorrei, fatta di luci che si spengono tra noi. Questo silenzio insostenibile da non riuscire a respirare più. Credimi, le mie parole sono inutili. Un equilibrio sostenibile è una questione di simmetrica. Ospite oggi a Musica Indipendente Marco Moraca, lo psicologo di Pavia, cantautore e polistrumentista, che farà serata sabato 5 ottobre al Teatro Fraschini di Pavia. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Credimi, si intitolava così la canzone che abbiamo appena ascoltato. Uella, 13:39, buongiorno, sveglia, buon pomeriggio, c'è Sammy Varin. Siamo in potere al popolo, certo, in versione short lo facciamo in fretta, ma ci piace, e se qualcuno ha qualcosa da dire lo può dire. 0292947222, il centralone di Radio Libertà vi ascolta anche tramite WhatsApp 3406709 659. E allora, a proposito di ex presidenti della Camera, io mi ricordo di una certa Irene Pivetti, scrive Daniele dall'Aquila. Io non mi ricordo mica. Cosa? Ma certo che me la ricordo la Pivetti, e che cavolo, era la mia eroina. Ero innamorato di Irene Pivetti quando è arrivata a Pontida. Mamma mia, forse avevo anche i capelli. No, non li avevo già più. Comunque, ragazzi, ricordi bellissimi, poi tutto cambia. A volte si fanno anche degli errori, e chi non fa gli errori? Ancora WhatsApp, il bello è che hanno venduto il cosiddetto campo largo come veritiero e reale agli elettori, scrive Alberto da Pordenone. È vero. A questo proposito, fatevi un giro sul sito radiolibertà.net, perché potrete vedere finalmente, non è che uno ci tenga a vederle, però le mostriamo le palle di Bonelli, ok? No, è simpaticissimo, dovete guardarlo, E chiaramente abbiamo scoperto proprio da Bonelli che Campo Largo non esiste, si sono messi insieme soltanto per dire no a tutto ciò che il centrodestra porta avanti, soprattutto all'autonomia differenziata, che è l'unica cosa che potrebbe servire un attimino a questo cacchio di paese. Loro dicono no, referendum, ma sì, ma facciamo il referendum anche sull'aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi. Il comune di Milano fa ricorso, signori. Non gli va bene neanche questa, capite? Che uno dice vabbè, ma allora ti passa anche la voglia, dice, ma col cavolo che ti passa la voglia, anzi andiamo avanti ancora di più, Berlusconi ovunque, aeroporto di ma intitoliamo qualunque cosa Berlusconi, non esageriamo, va bene, però capisci,
c'è un po' una deviazione personale. Su tutti i siti, certo, è apparsa la notizia, il Comune di Milano farà ricorso, non gli piace che l'aeroporto di Malpensa sia intitolato a Silvio Berlusconi, che poi vai avanti a chiamarlo aeroporto di Malpensa, e non è che dici sono arrivato all'aeroporto Berlusconi, e dai, santa polenta. WhatsApp, chi vuole entrare in diretta mi chiami adesso, certo, ma questo mi scrive: una volta il termine onorevole invocava rispetto, ora un sorriso di compatimento. No, non è vero assolutamente. Anzi, perché ci sono onorevoli che fanno un lavoro pazzesco, importante e soprattutto che hanno anche dei risultati. E questa è una cosa altrettanto importante. Avere risultati nella politica di oggi è veramente difficile. Quando si hanno i risultati, tipo l'autonomia differenziata, signori, e qualcuno te la vuole cancellare ancora prima di fartela approvare, girano le balle, sicuramente. Fammi un po' vedere cosa si muove in rete. Eccola lì, scuola e istruzione, la riforma sulla votazione, il voto in condotta e legge. Oh, naturalmente anche su questo non li vabbè, facciamo un referendum anche contro la rivalutazione di queste cose che non vanno bene. Bastano 500.000 firme, ma facciamo un referendum anche che aboliamo il caffè la mattina, che fa male, no? Poi adesso è anche aumentato, che cavolo. Voto in condotta, bocciatura con il 5, rimandato a settembre con il 6, ritorno dei giudici sintetici, giudici, magari fossero sintetici giudici, nelle scuole primarie, giudizi sintetici, da ottimo a insufficiente, multa fino a 10.000 euro per chi offende e aggredisce il personale scolastico. No, facciamo un referendum anche su questo, non vanno bene queste cose che fa il centrodestra. Chi c'è in linea, pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Quella. Sammy. Cosa vuoi che dica? L'autonomia differenziata bisognerà vedere se, dato che l'ha firmata il Presidente della Repubblica, se c'è qualche inghippo tipo LEP, per vedere se la tirano alla lunga, siccome dal 2001 che era entrata in Costituzione, non il federalismo, quello che si vorrebbe come Lega, quello che prospettava il professor Miglio e ancora prima di lui Carlo Cattaneo, il grandissimo Carlo Cattaneo. E comunque l'incongruenza ormai della politica fa 90, soprattutto che ormai non si può manco più parlare di destra e sinistra, perché la sinistra aveva anche dei valori. Il Partito Socialista, quando nacque qua a Genova, il Partito Comunista non può, sicuramente ognuno ha la sua propria opinione, però un conto Antonio Gramsci, un conto D'Alema, tanto per fare un bel esempino, un conto Gaetano Salvemini nel sud, un conto Vendola, per dire Giustino Fortunato e altri meridionali di primissimo ordine che erano proprio anche per il federalismo, Gaetano Salvemini, il Partito Socialista, eccetera. Io voglio dire questo: noi ce l'abbiamo tutti sempre avuti contro, basta vedere e spero che si vada avanti con questa cosa di Laudati, Striano e sorci vari che hanno sempre fomentato contro la Lega, da quando è nata la Lega, ce l'ha tutti contro. E Salvini è uno scemo, e questo quell'altro, è stupido, qui, là, su e giù, però guarda caso quando si tratta di far comunella, di non far fare a Salvini il Presidente del Consiglio, perché non siamo andati alle elezioni quando la Lega in Europa aveva il 34-35% e oltre il 17% alle politiche, cosa hanno fatto? Il buon Mattarella, formalmente, ma non nella sostanza, ha fatto in maniera molto bonaria, no? Alla sicula, cosa ha fatto? Ha fatto in modo che si facesse quell'impiastro lì dei 5 Stelle coi sinistri, dopodiché poi quando la nomenclatura eccetera ha eletto la Melona, che si vede benissimo che non ha nessuna persona valida all'interno del suo movimento politico se non Tremonti, che però era stato in Forza Italia, poi è stato vicino alla Lega, insomma non c'hanno nessuno lì nei Fratelli d'Italia e adesso ci troviamo che rischiamo la terza guerra mondiale
e ci stanno distruggendo la nostra società. Vero, Perché vero, i decreti vero, vero, attuativi- vero. E il bello deve ancora venire, signori, perché sai che c'è Draghi che continua ad apparire. Adesso è qualche giorno che non si vede, mi preoccupa, e non è che lo vedo qua in Bellerio, appare in vari posti molto importanti, apparizioni, sparizioni, quando c'è Draghi di mezzo, e ci aspettiamo il peggio. 0292947222, sai perché Ginegian e CHL ce l'hanno con l'autonomia differenziata? Vogliono far credere al Sud che non avranno più soldi per prendere i loro voti, caro Giuliano da Torino. No, la verità è che adesso c'è davvero il pericolo che diceva Calderoli un po' di mesi fa, di fare una guerra nord contro sud, perché il nord la vuole l'autonomia differenziata, e il sud gli stanno propinando la situazione che dopo come farete, eccetera, mentre non cambia assolutamente niente. Se non la vuoi non cambia assolutamente niente. I soldi che arrivano a sud continuano ad arrivare, sono quelli che arrivano alle regioni che chiedono l'autonomia differenziata, che resteranno, saranno utilizzati nella stessa regione, capito? Non è che c'è una quantità di soldi che non arriva più al sud, ma come fai a raccontarglielo? Fanno referendum, e certo, 500.000 firme raccolte come niente fosse. Adesso l'argomento di oggi, se avete guardato i giornali, ascoltato la televisione, chiaramente bisogna rivedere la soglia, cioè non è pensabile 500.000 firme raccolte su internet, basta un Gali che ti fa una canzoncina e subito tutti cliccano mi piace, vanno sul sito e votano per contro il referendum, e in questo caso anche per far entrare ancora più immigrati, tanto dopo 5 anni diventi italiano. Alziamo la sogliola e la facciamo 1 milione di firme a questo punto, perché poi dopo sta gente, sempre che il referendum venga portato avanti, c'è la Corte di Cassazione che è lì che aspetta, perché insomma anche le argomentazioni di questi referendum non sono poi così plausibili. E poi bisogna far venire a votare la gente, ragazzi. Da quanti anni è che il referendum non raccoglie successo? 27 anni che non raggiunge il 50% più uno. No, così per saperlo, no? Santa polenta, Pratone, certo, anche noi abbiamo il campo largo, scrive proprio lui, Marco Grimoldi, quello che ci ha preparato dei gadget per Radio Libertà. Il Pratone di Pontida? Riempirlo ancora di più, certo, e vi aspettiamo al gazebo di Radio Libertà. Grazie al Marco Grimoldi, e approfittiamo proprio per ricordare che già questa domenica, per chi verrà al pranzo allo Spiedo Padano di Rovato in provincia di Brescia, ragazzi, potrete conoscere chiaramente il sottoscritto Sammy Varin, il Marco Grimoldi, ma soprattutto i politici della Lega, quelli locali, nazionali ed europei, ma soprattutto mostriamo ancora una volta questi gadget indimenticabili, signori. Sono appena arrivati questi primo piano al faccione di Sammy Varin, che è diventato un portachiavi. Questo ve lo appendete in automobile al posto della calamita, quella con scritto vai piano, pensa a me, ok? E andate piano e pensate al Sammy Varin, all'indipendenza, al federalismo, all'autonomia, ok? Scherzi a parte, questa è roba davvero da collezione. Sono portachiavi in legno intagliato, in legno bruciacchiato, con scritto Radio Libertà e il simbolo del microfonino. Ora, io non so se tra 6 mesi ci saremo ancora o no, perché sapete, viviamo grazie ai vostri oboli, al vostro sostegno attraverso il sito radiolibertà.net. Cliccate sostienici e poi abbonati, bastano 5 euro. Però questi portachiavi in legno sono roba veramente da portarvi a casa. Dove li trovate? Li troverete qui nei nostri studi di Milano in via Bellerio 41, certo. Li troverete questa domenica allo Spiedo Padano di Rovato in provincia di Brescia, e li troverete il 6 di ottobre sul Sacro Pratone di Pontida, diciamolo. Poi non lo so se li trovate ancora, perché non ne abbiamo fatti così tanti. Perché non ne abbiamo fatti così tanti? Perché abbiamo le pezze al culo. Non
non abbiamo i soldi per farne tanti, quindi ergo è roba da collezione, così come sono da collezionare gli orologi di Radio Libertà. Non sono gli orologi da polso, adesso vendiamo le marocchinate noi, ti sembriamo i tipi? No, gli orologi di Radio Libertà da taverna, da cucina, con scritto Radio Libertà, e magari anche quello super da collezionisti con scritto "è tutto un magna magna". Chiaro che, signori, guardalo qua l'orologio, guardalo qua, cioè io non posso dirvi vi prenoto l'orologio a Pontida e me lo state già scrivendo subito. La Raffaella da Sondrio mi ha già fatto la spesa prima che arrivi Pontida, e Raffaella non lo so cosa riesco a fare eccetera, però il segreto in questi casi è arrivare presto sul Sacro Pratone il 6 di ottobre. Sapete bene che io alle 7 sarò al Bar Arcadia di Marinella a fare la colazione variniana, e poi verso le 7:15, proprio 7:30 al massimo, saremo sul Sacro Pratone. Già alle 7:30 del mattino Sammy Varin sarà lì. Mi riconoscete perché sono il più capellone del Pratone, ma soprattutto perché lo stand di Radio Libertà sarà il più bello, con tutti i nostri CD, libri, gadget, con queste robe da collezione, le magliette, anche quelle sono arrivate, non abbiamo più soltanto quelle da bambino, col cavolo, ma abbiamo anche quelle Super Ciccion. La maglietta Super Ciccion è arrivata e infatti io me ne sono subito accaparrata una. Sto scherzando troppo? No, sono serissimo, assolutamente. Caro Sammy, proprio recentemente hanno stanziato 6,5 miliardi per le fritture del De Luca. È vero, il magna magna prosegue, ma il De Luca ci sta simpatico, e poi siamo sicuri che l'autonomia differenziata comincia a piacergli adesso. Ricordo che insieme a Draghi c'era un certo Salvini. Mauro, devo ridere? Se mi vuoi che rida, io rido, assolutamente. Come vengono assegnati i soldi per il referendum? Giuliano da Torino vuole farmi piangere. Aspetta, prima vediamo cosa succede intanto, perché io credo nella Cassazione, ho questo nuovo credo, e credo che ciò che si sta portando avanti con questa facilità, basta andare sul sito e firmare digitalmente e vale tutto ciò senza muovere il culo dal divano, senza soffrire perché gli orari del comune non corrispondono mai con i tuoi, eccetera. Troppo facile. Vogliamo che sia innalzata la sogliola per il referendum. Lo volete anche voi? Facciamo un referendum per innalzare la sogliola del referendum. Santa polenta, sì, oggi stiamo esagerando. Gli emigranti italiani in Belgio, perché il Papa è da quelle parti, no? Non scaldavano le panchine dei giardini, né avevano sussidi, erano neri di carbone. Bravo ascoltatore, vero, e invece i nostri immigrati sono lì e non soltanto scaldano le panchine, ma scaldano anche le nostre donne che non vogliono essere scaldate da loro, le violentano. Chissà mai che magari riusciamo a portare avanti queste leggi senza avere rotti i coglioni da questi sindacati che protestano perché non gli facciamo fare le manifestazioni non autorizzate. Ma se non sono autorizzate non le potete fare. Poi vergogna, proprio i sindacati, signori. Quanti di voi hanno la tessera del sindacato? Ma usatela per pulirvi. Cosa c'è? Non funziona più il microfono? Si è zittito. L'Espresso, tutti dentro quasi. Guarda il titolo dell'Espresso di quest'oggi, guarda un po' che simpatia. Con il DDL sicurezza la maggioranza si avvia a colpire il dissenso e le fasce più deboli, quelli che si incollano con la colla al selciato. Una risposta regressiva alle emergenze che si abbatte sul buonsenso. La Costituzione e il codice penale aggrava i problemi della giustizia e delle carceri. Sì, sono tutti tribunali disperati, dicono cazzo adesso, ma quanto avremo da lavorare, oh signor. Lega in festa in provincia di Treviso, 27, 28, 29 di settembre, proprio in queste ore si apre la festa della Lega in provincia di Treviso, dove? Presso il Prato Fiera a Treviso. Signori, attenzione,
Oggi è il 27, lo sapete chi arriva? Luca Zaia, Alberto Stefani e molti altri esponenti veneti della Lega. Questa sera ore 19 arriva Luca Zaia alla festa provinciale della Lega di Treviso presso Prato Fiera a Treviso. Stand gastronomico a base di frittura di pesce con patate e bibita a 22 euro. La frittura di pesce. Attenzione, da tutt'altra parte, oggi venerdì ore 20:30 a Genova, Teatro della Gioventù, via Cesarea 16, arriva Matteo Salvini, con Marco Bucci, il candidato del centrodestra in Liguria, vota, 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 con Edoardo Rixi, questa sera ore 20:30, Genova, Teatro della Gioventù, via Cesarea, numero 16. Segnalazioni, cosa si muove su internet? Il partito di Meloni resta sopra il 30%, ci dice Fratelli d'Italia, e noi non possiamo che essere contenti, siamo francescani. Le 7 città più pericolose d'Italia, chi le governa? Dai, 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 il più veloce che mi risponde vince un portachiavi con il faccione di Sammy Varin. Chi governa le 7 città più pericolose d'Italia? Dai, le governa il PD. Giambattista Fratus, lo posso salutare, grandissimo leghista. C'era quasi da vergognarsi un po' di anni fa a parlare di lui. Che schifo, che fa la giustizia, che non funziona. A Legnano, Giambattista Fratus è stato assolto definitivamente. Il processo non doveva neanche partire. Abbiamo sempre creduto nell'innocenza di Fratus. Nessuno potrà restituirgli i mesi di libertà trascorsi agli arresti domiciliari. Grandissimo Fratus, ti vogliamo qua in studio. Assolutamente sì. Ancora segnalazioni da internet, Forza Italia, e qui c'è un po' di incazzatura con Forza Italia, ma come mai? Ci volevamo così bene, Forza Italia come il PD, cittadinanza italiana a chiunque. Adesso scopriremo che hanno votato il referendum del PD, tanto era su internet, così facile, la follia, Ius Schole, mi viene da vomitare. Per fortuna questo pomeriggio alle 17:30 a Como arriva il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli al convegno Oltre l'oblio, diritti e dignità dei pazienti oncologici, Ca Industria, via Brambilla 61, ore 17:30 Alessandra Locatelli questo pomeriggio in quel di Como. Cos'altro dirvi, signori? È il convegno Autonomia, Identità e Libertà, 28 e 29 settembre, domani e dopodomani, alla prima festa regionale della Lega in Basilicata. Siamo a Venosa, in provincia di Potenza. Se avete parenti e amici da quelle parti o se mi ascoltate da quelle parti, partecipate soprattutto domenica 29 settembre, perché arriva il generale Vannacci, orco cane, al convegno a partire dalle 10:30. Il senatore Roberto Marti, il generale Vannacci, il senatore Claudio Durigon. Amici della Lega in Basilicata, questa domenica 29 settembre a Venosa, festa provinciale, anzi nazionale, regionale della Lega Basilicata. Qui ci fermiamo, ma potrei andare avanti fino a domani. Ci sono eventi targati Lega da tutte le parti, anche in questo weekend, ma c'è la pausa e tra pochissimo Chiara Soldani.
È proprio vero, il venerdì escono tutte le nuove produzioni, escono quelle sconosciute di musica indipendente che noi trasmettiamo puntualmente, escono anche le produzioni, quelle importantissime. E siccome questa, insomma, è anche nostrana perché è roba nostra, italiana, anche se l'italiano non dice neanche ba, e ho voluto farvela sentire, anche perché bisogna capire che cosa si muove anche nella musica importante. Certo, i Maneskin non sono più insieme, chi lo sa che fine faranno. So che adesso stanno portando avanti una produzione da solisti e questa è la nuova canzone di Damiano David. Già, Silverline, uscita proprio poche ore fa. Secondo me vuole assomigliare sempre di più, anche fisicamente, a Freddie Mercury. È una mia sensazione. Guardatevi il video su YouTube, interessantissimo assolutamente. Ci aspettavamo qualcosa di più rocchettino, però è trasmettibile, ok? A differenza di altri pezzi dei Maneskin che non trasmetterei mai, è trasmettibile come la scorsa dei Maneskin. Ci fermiamo, il cinema e poi Chiara Soldani. Dopo il grande successo del pluripremiato film Joker, l'acclamato regista Todd Phillips torna a dirigere il premio Oscar Joaquin Phoenix nei duplici panni di Arthur Fleck e Joker, con il premio Oscar Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn. Tutto il mondo guarderà Joker, Folie 2, dal 2 ottobre al cinema. Bella collezione. Vuoi raccontare come nasce Pop Music? No, questo è troppo rischioso per tutti. Ho detto solo che ho bisogno di ispirazione. Pop Music. Bastardo. Non ho capito cosa ha detto. Jack La Furia, Rudy Zerbi, Luca Ward, Marco Mazzoli e tanti altri ti aspettano dal 26 settembre solo al cinema. Figo. Pop Music, Animation for Fashion. Selezione ufficiale al Festival del Cinema di Venezia. Se io ti chiedessi qual è il tuo personaggio preferito di Pinocchio, tu che mi diresti? Lucignolo. Non era più facile quando ero una bambina, ma adesso che sono una donna, un bel casino, papà. Il tempo che ci vuole. Io non ti lascio più adesso. Un film di Francesca Comencini, dal 26 settembre al cinema. Dal regista delle colline hanno gli occhi Alexandra Aja e dai produttori esecutivi di Stranger Things. Quest'anno stare in silenzio non ti salverà. Il premio Oscar Halle Berry in Never Let Go, a un passo dal male, dal 26 settembre solo al cinema. Buon Natale! Buon Natale! Cosa c'entra il Natale? No, buon Natale perché è ufficiale, il bonus da 100 euro arriva! Se proprio non guadagnate tantissimo, che siete già ricchi, non avete bisogno del bonus da 100 euro, ok all'emendamento. Come richiederlo e a chi spetta? Che bisogna anche richiederlo. Attenzione, escluse gran parte delle coppie di fatto. C'era l'inghippo, è minimo, ma bisogna sposarsi nella vita, ragazzi. Bisogna sposarsi e mettere su famiglia e dovete avere un figlioletto, se no niente 100 euro. Le commissioni bilancio e finanze del Senato hanno approvato l'emendamento del governo al decreto Omnibus che prevede l'indennità di 100 euro. Ma io pensavo che fosse automatico, bisogna pure chiederlo. Santa polenta, sempre fatica. Ma facciamo un bel referendum. Facciamo un referendum per far sì che non bisogna richiederlo il bonus da 100 euro, ma che arrivi da solo, così come facciamo un referendum perché l'aeroporto di Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi e il comune di Milano fa ricorso. Sì, tanto 500.000 firme, ma vuoi mettiamoli il solito Gali che ti canta la canzone e tutti boccalonis vanno sul sito e votano. Sergio Mattarella cosa ha detto sui migranti? Controllare gli ingressi regolari. Dall'estrema destra risposte facili ma ingannevoli. Abradar, cosa avrà mai voluto dire Matta con questa frase? Migranti, controllare gli ingressi regolari. Dall'estrema destra risposte facili ma ingannevoli. Che vi stiamo prendendo per il culo? Ce l'abbiamo la Chiara Soldani, sta arrivando, è in arrivo. Ce l'abbiamo, è con noi. Ciao Chiara, buongiorno. Ciao Sammy, ben trovato e un saluto come sempre a tutti i nostri ascoltatori. Ma a me lo chiedono, ma vieni anche Chiara Soldani a Pontida? Io te lo chiedo, ci sei?
Io sono ufficialmente prenotata, Sammy, quindi l'ufficialità c'è, speriamo di abbracciarci tutti perché effettivamente insomma c'è voglia di condividere anche del tempo di qualità con belle persone che condividono i nostri stessi ideali, questa è una cosa sempre molto importante. Oh, immagino che parlassi di noi, le belle persone siamo noi. Certo, è implicito, lo sapete che avete il mio cuore, quindi non c'è bisogno di dirlo. Sei troppo gentile. E allora, signori, un motivo in più per prenotare il pullman per Pontida, non questa domenica, la prossima, il 6 di ottobre, saremo tutti lì in provincia di Bergamo, ci si arriva facilmente a Pontida anche con il treno, c'è la ferrovia a 500 metri, ma ci si arriva soprattutto con i pullman che partiranno da ogni parte d'Italia, quindi contattate la Lega, la sezione della Lega a voi più vicina, se non parte dal vostro paese parte sicuramente dalla città vicina, e ci troviamo sul Sacro Pratone di Pontida, Bergamo, domenica 6 ottobre, già a partire dalle 7 e mezza del mattino. Sammy Varino sarà lì a sorvegliare il Sacro Pratone allo stand di Radio Libertà. Poi pian piano arrivano tutti i pullman e certo l'invito che vi faccio, la prima cosa che dovete fare appena scendete dal pullman, passate a trovarci allo stand, perché poi quando il pratone è pieno non ci si riesce più a muovere così agevolmente, quindi magari uno si trova dalla parte opposta e resta lì. No, dovete passare a trovarci, a salutarci. C'è la Chiara Soldani ad esempio, ma ci sono i nostri CD, le nostre magliette, l'orologio di Radio Libertà, il portachiavi bruciacchiato con scritto Radio Libertà e per pochissimi esemplari il faccione di Sammy Varin messo in portachiavi. Qui mi zittisco perché stiamo andando sul volgare. Chiara Soldani, vediamo dove ci porta, tra roulette del sesso, laboratori per bimbi trans, Provita trattati come criminali straccioni. Chiara, a te la parola. Grazie Sammy, sì, questa sarà una puntata interamente dedicata ai bambini, visto che diciamo che se ne sta parlando sempre purtroppo in termini disfattisti e lo sappiamo, ormai i bambini sono praticamente delle cavie per quanto riguarda l'indottrinamento LGBT, ma soprattutto per tutta la questione del gender fluid e trovo che sia profondamente scorretto, se vogliamo utilizzare un termine edulcorato, perché chiaramente i bambini sono facilmente malleabili, quindi perpetrare della propaganda su di loro mi sembra qualcosa di assolutamente pericoloso e ovviamente anche squallido, perché i grandi possono fare quello che vogliono senza ledere chiaramente la libertà altrui e insomma anche la libertà di esprimere un parere dissonante. Possiamo benissimo dire a noi queste modalità di espressione comunque del mondo LGBT non piacciono, siamo assolutamente autorizzati a dirlo perché nel rispetto è comunque un nostro legittimo pensiero. Quando si tratta di bambini chiaramente qui i toni anche si accendono e chiaramente anche la nostra battaglia ideologica si accende e non poco. L'episodio del quale dobbiamo discutere, ovviamente del quale si sta chiacchierando tantissimo, è quello del laboratorio per i bambini trans e gender creative, così è stato ribattezzato, iniziativa promossa dall'Università Roma 3, quindi insomma qualcosa di ufficiale, di molto strutturato. L'evento si terrà il 28 settembre, quindi ormai siamo agli sgoccioli, ore 10. Che cosa prevede questo laboratorio? In realtà negli intenti è proprio una sorta di sperimentazione, è un laboratorio nel vero senso della parola per esplorare il mondo appunto della fluidità di genere, quindi creare ulteriore confusione in bambini, tra l'altro dai 5 a 14 anni, quindi anche ragazzini piccoli che evidentemente non hanno ancora gli strumenti adeguati per capire certe dinamiche, ma soprattutto certi argomenti anche così delicati. L'organizzatrice è Michela Mariotto, che è un nome molto noto per quanto riguarda questi eventi sempre di matrice ideologica. E il tutto, come dicevo, è stato fortemente voluto dal rettore dell'Università Roma 3, Massimiliano Firucci, che parla appunto di un'occasione per sperimentare, quindi la sperimentazione chiaramente a danno dei bambini. Gli organizzatori, quindi la cosa subdola che ovviamente ci fa pensare, fanno parte dell'associazione Gender Lens, che è un'associazione costituita da attivisti politici. Ecco perché quando noi parliamo di indottrinamento non ne facciamo un discorso di antipatia o di poco gusto, diciamo, nei confronti di queste varie dinamiche e argomentazioni, ma parliamo di qualcosa di reale, ovviamente, fondato e avvalorato proprio dai numeri di queste persone che fanno attivismo politico ai danni, ripetiamo, appunto dei bambini.
Provita e Famiglia ovviamente interviene dicendo che sia sconcertante tutto questo perché i bambini, soprattutto i più piccoli, a malapena fanno scrivere il proprio nome, quindi figuriamoci se possono comprendere discorsi riguardanti l'orientamento sessuale e l'identificazione di genere, quindi su questo ovviamente non ci sono dubbi. Bisognerà indagare perché comunque hanno usufruito anche di fondi pubblici, quindi bisognerà vedere se ci fosse appunto un'aderenza con tutti i requisiti per poter partecipare e usufruire appunto di questi fondi. Insomma, diciamo che purtroppo l'andazzo è questo, quello di creare appunto sempre più seguaci anche fra i giovanissimi, evidentemente per quanto riguarda tutta questa nuova moda del gender fluid. Per quanto riguarda invece una notizia, anche questa estremamente negativa, che ci arriva dall'Inghilterra e dal Galles, gli antiabortisti, meglio chiamarli pro vita perché insomma è un'accezione decisamente migliore, vengono trattati come dei criminali. Cosa succede? È legge e verrà appunto messa in atto, sarà attiva dal 31 ottobre, quella della safe zone, praticamente una zona cuscinetto che impedirà agli antiabortisti di accedere appunto alle cliniche per fare semplicemente dell'informazione e quindi sensibilizzare appunto sul tema dell'aborto. Basta molestare le donne, questo dicono appunto i sostenitori di questa iniziativa. I gruppi pro vita vengono addirittura considerati una limitazione alla libertà di culto, figuriamoci. Tra l'altro con la scusa vengono tenuti fuori e allontanati, sostenendo che creino proprio un elemento di discordia, che siano fortemente divisivi ma soprattutto pericolosi perché andrebbero a molestare le donne. Insomma, io penso che invece l'aborto, essendo qualcosa di personalmente definisco abominevole, comunque insomma non è certamente mangiarsi una caramellina, quindi qualcosa sul quale potremmo anche chiudere un occhio. Si tratta di una pratica che conosciamo benissimo, sappiamo benissimo che cosa rappresenti e quindi informare e rendere consapevoli di questo passo io penso che sia più che legittimo. E tra l'altro insomma la riflessione che si alimenta il culto della morte andando invece a ledere quello che è la salvaguardia della vita, che a mio avviso dovrebbe essere preponderante. Quindi questa grande iniziativa, diciamo così, è stata fortemente voluta da Gillian Joanna Merron, che è la segretario di Stato per la salute delle donne e la salute mentale, che ha ribadito: nessuna donna dovrebbe sentirsi spaventata o minacciata quando accede a questi servizi ed è giusto che sia protetta da qualsiasi abuso o molestia. Quindi sempre per citare un po' Il mondo al contrario appunto di Roberto Vannacci. Per quanto riguarda un'altra notizia e un altro fenomeno social che torna tristemente in auge, parliamo della sex roulette. Io ne avevo scritto più di un anno fa e molte persone pensavano che fosse una, diciamo, baggianata o comunque una di quelle mode inesistenti di TikTok. Invece è tutto purtroppo molto reale e torna in auge attraverso la dichiarazione, insomma la confessione di una ragazza 14enne che attualmente è al 6° mese di gravidanza, che attraverso l'avvocato Marina Condoleo sulle pagine di ADN Kronos racconta un po' la sua storia. Insomma, questa ragazza partecipa a questa challenge di TikTok dove perde chi rimane incinta, quindi sesso non protetto con degli sconosciuti. La ragazzina in questione dice: non so neanche chi sia il padre del mio figlio. La ragazza terrà il bambino, ma rivela di essere fortemente dispiaciuta perché l'essere rimasta incinta rappresenta appunto l'eliminazione, diciamo così, da questa gara, da questa competizione. Quindi ritorniamo al tema proprio della svalutazione della vita, non sapere esattamente che cosa rappresenti, e nella versione più pericolosa a queste challenge partecipa anche un soggetto sieropositivo. Quindi rendiamoci conto insomma del mondo social, di che cosa stia partorendo. E tra l'altro questo è un evento, diciamo così, una delle tante degenerazioni social che registriamo dal 2016. Quindi insomma diciamo che stiamo parlando di qualcosa di tristemente e preoccupantemente radicato. Ultima notizia: mamma che tortura i figli. Questa è una notizia del 22 settembre. Questa giovane donna per anni ha perpetrato violenza nei confronti dei figli. Ci troviamo a Latina. Madre tortura i figli con acqua bollente e sigarette. I bambini sono stati ridotti come i bimbi appunto dei campi di concentramento, quindi in una condizione veramente atroce e disumana. 2 anni di violenze su un bambino di 5 anni e di 6. Sono stati tra l'altro ritrovati nei pressi di un casolare nella zona di Aprilia, perché giustamente erano anche stati abbandonati appunto dalla cosiddetta madre.
uno su 2 è stato reso cieco appunto a causa di questi maltrattamenti. Morti di topi, sigarette spente sul corpo, i bambini denutriti ovviamente si sono anche trovati in una condizione un po' borderline tra la vita e la morte, il padre risulta estraneo ai fatti, e insomma Sammy, purtroppo questo venerdì facciamo un riepilogo appunto di tutte queste tristi notizie che vedono vittime i bambini, ma per ribadire appunto l'importanza della salvaguardia della vita in tutte le sue forme. Insomma, noi combattiamo soprattutto per difendere gli adulti di domani, ovvero i bambini di oggi. Ed è chiaro, signori, che la nostra battaglia è ormai decennale, soprattutto sul gender a scuola, e la risposta della sinistra è proprio quella che riesce ad unirsi, solo a dire no a quello che la Lega e il centrodestra porta avanti, quando dice semplicemente: lasciate stare i nostri bambini, non portiamo il gender a scuola. Poi quando uno è più grande può scegliere che cosa fare del proprio futuro, ma i bambini di 5 anni invece sappiamo bene quello che sta accadendo in questi giorni, anche con i soldi di tutti noi. Torneremo naturalmente sull'argomento, non posso che ringraziare Chiara Soldani, che trovate oltre che su queste frequenze sul sito leggifuoco.it e anche in versione cartacea il periodico Fuoco. Grazie Chiara, ci risentiamo venerdì prossimo. Grazie mille a te, un saluto a tutti, ciao Sammy. Grazie, Chiara Soldani, signori. E il venerdì, come ben sapete, riavvolgiamo il nastro delle notizie della settimana, ascoltando proprio personaggi completamente fuori posto, fuori moda e fuori tempo, anche quelli di informazionecattolica.it, i cosiddetti bacchettoni. Linea a Matteo Orlando. Buon pomeriggio Semmi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo con un articolo di Filippo Grandolini intitolato La alienazione occulta del patrimonio immobiliare. Tassazione, burocrazia, transizione green sembrano convergere verso una progressiva alienazione del patrimonio immobiliare italiano a favore dei gruppi finanziari, ci ricorda l'autore. E il lento declino del settore immobiliare è determinato in primo luogo dalla elevatissima pressione fiscale, poi dai costi di gestione e manutenzione crescenti e anche da incombenze burocratico-amministrative sempre più vessatorie. Inoltre ci sono difficoltà nel recuperare il possesso degli immobili dati in locazione anche in caso di insolvenza e l'obbligo di pagare tutte le imposte a prescindere dal pagamento o meno dei canoni. Tutto ciò spinge molti proprietari a tenere gli immobili liberi per ridurre ogni rischio oppure a svenderli, e nel frattempo i grandi fondi finanziari rastrellano e si accaparrano una fetta sempre più consistente del nostro patrimonio immobiliare a prezzi stracciati. Sullo stesso tenore si è espresso Vincenzo Silvestrelli nell'articolo dal titolo La crisi dello Stato sociale. Scrive l'autore che la crisi dello Stato sociale è un fatto che sembra ineluttabile anche se deriva da concrete scelte di politiche di lungo periodo che privilegiano la finanza predatoria e che richiedono risposte complessive, e non potendo essere accettate certe risposte poi diventano fatti difficilmente controllabili. Come avviene nei periodi di crisi, però, accanto ai problemi sorgono anche opportunità, e la contrattazione sociale è una di queste occasioni, perché può favorire le comunità locali e quindi aiutare a ripristinare un buon rapporto tra cittadini e Stato. Questo processo però richiede di avviare alcuni iter particolari che Silvestrelli ricorda nel suo editoriale. A proposito di enti pubblici, la professoressa Olga Serina ci ha ricordato che le istituzioni ci hanno tradito, sono tutte asservite al potere dei governanti a partire dalla scuola, e questa drammatica verità l'abbiamo potuta constatare durante il tempo della farsa pandemica, periodo in cui i governanti spudoratamente hanno gettato le loro maschere, avendo messo in atto un vero e proprio, lo definisce così, genocidio di Stato, attraverso il ricatto, l'estorsione e tutte le loro svariate menzogne e reati su cui dovrebbe indagare la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria Covid, che ha preso il via nei giorni scorsi, commissione che, a nostro giudizio,
parte azzoppata. Infatti si indagherà sullo spreco di soldi in occasione della pandemia, sulla gestione che hanno fatto le regioni, ma a quanto pare non si indagherà sugli effetti avversi provocati dai seri igienici sperimentali e sui soprusi che hanno dovuto subire coloro che liberamente hanno scelto di non vaccinarsi, ma che sono stati perseguitati dal potere giuridico supportato da quello mediatico e anche dalla Corte Costituzionale. Purtroppo in molti si sono dimenticati, come scrive in un suo articolo il costituzionalista Daniele Trabucco, che la legge naturale è radicata nell'essenza di ciascuna persona umana e non può essere modificata né da alcuna autorità e né può subire cambiamenti in se stessa, dal momento che soprattutto in questo secondo caso si porrebbe essa stessa contro natura, in quanto l'uomo si troverebbe nella situazione per cui non potrebbe più conseguire il suo fine. Nei giorni scorsi, caro Semmi, abbiamo proposto anche un editoriale di Andrea Sarra dal titolo Emilia Romagna, cronaca di un'altra vittima annunciata, che invitiamo caldamente a leggere. Scrive Sarra che l'Italia è una nazione dal territorio molto fragile, a forte rischio idrogeologico. Di questo tutti ne sono oramai a conoscenza, lo prova il fatto che nel corso degli anni 60-70 del secolo scorso si sono già verificate numerose tragedie. Certamente tanti di noi avranno avuto modo di osservare nei telegiornali le immagini dei disastri anche dei giorni scorsi, e i terribili eventi che si sono verificati in Emilia Romagna purtroppo ricordano molto la trama di un film che narra di una tragedia annunciata perché, come sempre, si poteva evitare. Spieghiamo meglio. Hanno dato la colpa ai cambiamenti climatici, questo è diventato il nuovo mantra. In realtà la causa principale è la mancata manutenzione dei corsi d'acqua, ma di questo non si deve parlare, almeno sui media mainstream. Noi ne abbiamo parlato. Nei giorni scorsi è iniziato anche l'anno scolastico 2024-25 e Pietro Licciardi, in un articolo dal titolo Riaprono le scuole, si svuotano i portafogli, ci ha ricordato che libri, abbonamenti ai trasporti, zaini, eccetera, sono un salasso per le famiglie e si chiede, Licciardi, per che cosa, visto che abbiamo giovani sempre più ignoranti, come attestano i rapporti OCSE, PISA o Invalsi. E a proposito di giovani, Jacopo Okoge, in un articolo dal titolo Fuori i gruppi LGBT dalle scuole italiane, ci ricorda che la tutela dei bambini e degli adolescenti e della libertà educativa delle famiglie è costantemente messa in pericolo dall'agenda LGBTQ+. Educazione sessuale, identità di genere, informazione sui percorsi di affermazione di genere, addirittura accesso all'aborto, ma anche informazione sui rapporti sessuali non protetti, orientamento sessuale ed educazione al piacere e tante altre cose. Sono tutte iniziative che vogliono l'ingresso massiccio di queste associazioni nelle scuole italiane. Ingresso peraltro ben avviato, basta ricordare i progetti gender che indottrinano i giovani alla fluidità sessuale e alla illegale carriera alias, che rischia di inculcare nelle menti dei giovani la falsa convinzione che si possa nascere in un corpo sbagliato. E per questo motivo Provita e Famiglia Onlus chiede di dire basta alle associazioni LGBT nelle scuole che vogliono indottrinare i nostri giovani, cosa che tra l'altro stanno mettendo in pratica in Georgia. Infatti nei giorni scorsi i legislatori georgiani hanno approvato una legge sui valori familiari e sulla protezione dei bambini che impone restrizioni significative alle lobby LGBT. Si vietano gli eventi di orgoglio omosessuale, le manifestazioni pubbliche della bandiera arcobaleno e sono vietati anche libri e film pieni di contenuti ideologici che perturbano l'innocenza dei minori, e dalla legge ancora sono vietate la transizione di genere, l'adozione da parte delle coppie omosessuali e vengono annullati anche tutti i cosiddetti matrimoni omosessuali celebrati fuori dal territorio georgiano. Purtroppo nell'Unione Europea si va in direzione contraria, come ci ha ricordato Maria Rachele Ruiu, intervistata da Pietro Licciardi. Sì, perché l'Unione Europea sta destinando una valanga di soldi per indottrinare i nostri figli. Ci sono infatti ben 265 progetti LGBT+, finanziati con i soldi sfilati dalle tasche di noi contribuenti, progetti che sono elencati in dettaglio sul portale Erasmus+, sito ufficiale della Commissione guidato dalla pericolosissima Ursula von der Leyen. Infine, carissimo Semmi, concludiamo il nostro intervento con 2 articoli su tematiche molto elevate. Matteo Castagna, in un articolo dal titolo Scienza e fede concordano sull'ineludibile esistenza di Dio, ci ricorda che nessuna
scoperta scientifica mette in dubbio, può mettere in dubbio o negare l'esistenza di Dio. E tra l'altro la scoperta delle prime leggi fondamentali della natura da parte di Galilei nasce proprio da un atto di fede nel Creatore. Davide Romano invece ci fa il ritratto della donna ideale secondo la cultura cattolica, ed è quella di una persona che vive in perfetta armonia con la sua fede, incarnando le virtù della maternità, del sacrificio, della purezza e della educazione. Una tale donna trova la sua realizzazione nel dono di sé, seguendo l'esempio della Beata Vergine Maria, e vede la sua missione come un riflesso dell'amore di Dio verso l'umanità. Pensieri controcorrente, caro Semmi. Ecco, la redazione di informazionecattolica.it vi saluta, vi ringrazia e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori radio resistenti di Radio Libertà e arrivederci a venerdì prossimo. Qui Parlamento. In base al quale le province, insieme con i comuni e le città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. Sottolineo poi che l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina del referendum sulla legge regionale in materia di forma di governo e sistema elettorale, modificando l'articolo 12 dello Statuto, con la sostituzione del quarto comma e l'abrogazione del quinto comma introdotti dall'articolo 5,1 lettera D della legge costituzionale numero 2 del 2001. Faccio presente che attualmente il quarto comma dell'articolo 12 stabilisce che la legge regionale che determina la forma di governo e il sistema elettorale regionale approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti sia sottoposta a referendum regionale, qualora entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un 50° degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. In tale evidenza la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il quinto comma della medesima disposizione aggiunge che se la legge di cui trattasi è stata approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se entro 3 mesi dalla pubblicazione la richiesta è sottoscritta da un 30° degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale. Sottolineo che secondo il dettato dello Statuto vigente la disciplina di tale referendum confermativo è prevista da apposita legge regionale, la legge regionale del 27 novembre 2001, la numero 29. Con le modifiche approvate dalla prima commissione che sostituiscono interamente il quarto comma e abrogano le disposizioni del quinto, si stabilisce invece che la legge su forma di governo e sistema elettorale regionale possa essere sottoposta a referendum regionale confermativo, secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale. Pertanto sono abrogati gli attuali quorum e tempi previsti dallo Statuto ed i presupposti, oltre che le modalità di svolgimento del referendum regionale sulla legge in questione, sono interamente rimessi alla legislazione regionale. L'articolo 6, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina del numero dei componenti del Consiglio regionale, modificando l'articolo 13 dello Statuto. In particolare, analogamente a quanto previsto dalle leggi regolatrici dell'assetto istituzionale di altre regioni, si stabilisce che il Consiglio regionale si compone di un numero fisso di 49 consiglieri, in luogo dell'attuale previsione in base alla quale il numero dei consiglieri è determinato in funzione della popolazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa del testo originario della proposta di legge costituzionale, l'intento del Consiglio regionale è evitare che, anche alla luce del progressivo calo demografico registrato nella regione, la composizione del Consiglio regionale sia esposta al rischio di subire costanti variazioni. L'articolo 7, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'articolo 54 dello Statuto, reintroducendo la possibilità per la Regione di assegnare agli enti di area vasta una quota delle entrate regionali, al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Faccio presente che la disposizione vigente già prevede tale possibilità in relazione ai comuni.
L'articolo 8, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 59 dello Statuto, che definisce l'ordinamento degli enti locali. Il testo vigente dell'articolo 59, come modificato dalla riforma del 2016, stabilisce che la base dell'ordinamento degli enti locali della Regione è costituita dai comuni, anche della forma di città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto. Il nuovo testo dell'articolo 59 dello Statuto ricomprende nella definizione di enti locali anche gli enti di area vasta, così come prima del 2016 vennero ricomprese le province. Qui Parlamento. Amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, buongiorno buon gustai di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Qualche volta ho anch'io bisogno di togliermi qualche sassolino, c'ho bisogno, ne sento la necessità. Parliamo di olio extravergine di oliva, parliamo dell'olio Acerbis, ma non voglio parlare dell'olio Acerbis. Stamattina un pochettino ne parlerò, però voglio dirvi questo. Permettetemi una volta, ma con il massimo rispetto, da chi mi conosce ormai da 25 anni lo sa. Allora, l'olio italiano oggi ha una quotazione che va dai 13 ai 18-20 euro al litro, secondo poi dell'olio, eccetera, eccetera. Un olio oggi di dubbia provenienza, quindi comunitario, extracomunitario, siamo intorno ai 12-11 euro. Allora, io non voglio farvi i conti in tasca, io devo parlare della qualità, se no parliamo di qualcos'altro, ok? Allora, cosa dura un litro di olio in una famiglia normale? Ve lo dico io di 4 persone, specialmente oggi. Un litro di olio vi dura più o meno quasi un mese. 6 bottiglie sono quasi 5-6 mesi. Adesso l'olio Acerbis viene a 14 euro al litro, estratto a freddo, certificato, le analisi chimiche in mano, tutto. Quello di dubbia provenienza 11, 12, 10. Adesso voi allora sono 6 un mese, 3 euro di differenza. Questo qua è un calcolo matematico, io sono discalculico e dislessico, però questi calcolini ho imparato a farli sulla carta del pane, come facevano i bottegai una volta. O per 4 euro in un mese o 3,50 euro in un mese, quindi un litro d'olio, tu magari mi vai a scegliere, e rispetto la tua scelta, però dico magari mi vai a scegliere un olio che va però, ma non lo so, e poi magari ci lamentiamo perché nel girare la bottiglia leggiamo che è un olio che viene da paesi comunitari o extracomunitari. Insomma, io vi dico, prenotate l'olio, a parte quest'anno ne faremo pochissimo. Sentite, sta già squillando i telefoni. 84 euro, 6 bottiglie da un litro, estratto a freddo a casa vostra, trasporto non lo pagate, analisi chimiche disponibili per voi, per il dottore, l'amico, il cugino, l'amante, per tutti. 030 68 40 408. L'olio Bu è sempre ragano.
Canzoni per pensare quest'oggi, ed è proprio vero che di venerdì escono tutte le nuove canzoni. È uscito anche il nuovo pezzo di Brianna, scritto con la Y. Questa canzone si intitola Loop e parla di un amore così vero e intenso che resiste anziché finire. Brava Brianna, la trovate su tutti gli store digitali e anche naturalmente su YouTube. 14:40 e gli ascoltatori più fidati di Radio Libertà stanno ricevendo in questi minuti qualche esempio di ciò che troveranno a Pontida il 6 di ottobre se passeranno a salutarci allo stand di Radio Libertà. Lo sapete, saremo tutti lì intorno al Sacro Pratone a Ferro di Cavallo, stand da tutta Italia. Ogni zona d'Italia porta i propri prodotti, le proprie idee, ma anche la propria lingua, il proprio dialetto. Pontida è diventata ormai una riunione di popoli, non soltanto nord, ma anche centro, sud Italia e poi l'Europa, e non soltanto quella. Avete sentito? Matteo Salvini ha promesso ospiti veramente importanti. Chiaro che se passate allo stand di Radio Libertà noi vi proponiamo roba da collezione, e quindi questi portachiavi in legno bruciacchiato certo li state ricevendo sul vostro cellulare a mo' di promemoria. È quantità assolutamente limitata, quindi l'invito del Sammy Varin davvero, se non riuscite a venire voi a Pontida, qualche amico, qualche parente ci verrà, ditegli, mi raccomando, appena arrivi passa dallo stand di Radio Libertà, prendi su un portachiavi, chiaramente roba da 10-15 euro, non vi spelliamo. Poi c'è quello da collezione, è chiaro, quello col faccione di Sammy Varin, per quello dovrete dare di più. Ma non ci sono solo i portachiavi bruciacchiati, ci sono anche le nuove magliette, anche la versione Ciccion di Radio Libertà, e poi gli orologi di Radio Libertà che stanno andando a ruba ancora prima di averli venduti, nel senso che me li prenotate, non posso prenotare, ragazzi, venite allo stand di Radio Libertà, arrivate presto, io alle 7 sono già lì e vi portate a casa un ricordo della nostra emittente. Chiaro che chi viene questa domenica allo Spiedo Padano di Rovato in provincia di Brescia ha una marcia in più, perché saremo lì anche noi di Radio Libertà e vi porteremo un'anticipazione della Pontida nazionale. Intanto, signori belli, in questo weekend ci sono tanti eventi targati Lega, ma i più importanti sono quelli magari nel vostro paese e davanti alla chiesa con il gazebo della Lega. Guardiamo qui, raccolta firme in solidarietà di Matteo Salvini. Ragazzi, qui io devo ingrandire, ci vuole la lente, perché sabato 28 e domenica 29 settembre in tutta Italia, ma ora vi sto facendo vedere su canale 252 sui social quello che succederà soltanto in Piemonte. Guardate quante piazze in Piemonte! Alessandria, Asti, Biella, Canavese, Cuneo, Novara, Torino, Verbano, Cusio, Ossola, Vercelli, e poi ancora domenica da Capo. Devo veramente ringraziare i tantissimi militanti ma anche simpatizzanti della Lega che stanno dando l'anima in questi giorni per rispondere a un'azione che qualcuno sta facendo verso di noi. Da sempre, da quando esiste la Lega, chiaramente siamo brutti, sporchi, cattivi e anche un po' razzisti e omofobi, ma adesso certo ci vogliono toppare la bocca definitivamente, facendo capire che la nostra politica, quella che ha portato avanti Matteo Salvini da ministro dell'Interno, ma quella in cui crediamo da sempre noi della Lega, e non soltanto noi della Lega, tutto il centrodestra, e non soltanto tutto il centrodestra, facendo capire che queste idee non bisogna più dirle, sono sbagliate, se è razzista, se è omofobo. E i diritti umani, e i confini, ma quali confini? Ma facciamoli entrare tutti e diamogli la cittadinanza italiana dopo soltanto 5 anni, e l'autonomia non dovete neanche provarla. Che cosa sta succedendo? Beh, l'azione che dovete fare voi ancora per questo weekend e nei prossimi eventi targati Lega, compreso Pontida, è quella di firmare. Io firmo
perché sono d'accordo con Matteo Salvini e con la Lega. Portiamo avanti una politica, certo abbiamo bisogno di immigrati, sì, ma di manodopera specializzata, non di fannulloni che violentano le nostre donne. È ben diversa la situazione e ne stanno arrivando di questi fannulloni dal resto d'Europa che li sta sbattendo fuori. Dove vuoi che vadano? Da dove sono passati? Li abbiamo rifocillati, gli abbiamo fatto fare il corso di cucito e poi se ne sono andati da altre parti. Ora si sono accorti da altre parti che questi erano davvero fannulloni. Mi raccomando, Pontida, mi raccomando, Spiedo Padano, dopodomani, e siamo a Rovato in provincia di Brescia per pranzo, ma potete passare tranquillamente anche dopo pranzo. Venite a firmare per Matteo Salvini e per la Lega, venite a salutare noi di Radio Libertà, minimo. Ancora eventi che ho dimenticato prima? Mamma mia, ma quanti ce ne sono? Però ci sono anche i cartelli, ragazzi. Questo è potente, di Fratelli d'Italia. La sinistra vuole dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana per avere più voti. Non siamo d'accordo. Ma soprattutto, ripeto, al di là dei voti, è un messaggio pazzesco per il resto del mondo, capito? Guarda questo cartello, con la slide, è il militante che gli dice: ma siamo sicuri che questi, una volta ottenuta la cittadinanza, poi votano per noi? E la slide che dice: e casomai famo un altro referendum e gliela levamo. Perché qui si fanno referendum a ogni pisciata di cane, ragazzi, con sta storia che hanno inserito. Io sono contento personalmente anche la possibilità di firmare digitalmente, e non alzi neanche il culo dal divano, ragazzi. Però 500.000 firme si raccolgono veramente in pochi giorni. Basta il Gali della situazione che ti canta la canzoncina sui poveri migranti ed è chiaro che tutti votano perché siete mi riprendi un attimo che faccio Andrea? Ecco, Boccaloni, dal latino boccalo, boccalonis. E guarda questa che vergogna, a Milano la sinistra fa la guerra ai motociclisti. Ragazzi, appena finito di rompere i coglioni agli automobilisti aumentando le entrate per la fascia C, e vai, adesso basta motociclisti, confermato dal 2025, se avete una moto nuova, col cacchio che entrate a Milano, ZTL, go, go, go! Dalla sinistra ennesimo schiaffo ai motociclisti banditi dalla città. Nessuna deroga ai divieti di area B, la scelta ideologica che aumenterà traffico e smog. Noi non ci arrendiamo, sappiatelo, Noi non ci arrendiamo. La prima festa regionale della Lega Basilicata, signori. Se abitate al sud e avete parenti e amici sicuramente in Basilicata, in provincia di Potenza, a Venosa, 28 e 29 settembre, ragazzi, domani e dopodomani, soprattutto dopodomani, arrivano super personaggi della Lega. Prima di tutto si parla di Basilicata, cuore del sud. Tavoli programmatici della Lega Basilicata per Salvini Premier su risorse energetiche, agricoltura, welfare, connessioni tecnologiche e infrastrutturali. Questo domani sabato, ma poi domenica, wow! Autonomia, identità, libertà a difesa dell'Italia. Introduce Pasquale Pepe, commissario regionale Lega Basilicata, e intervengono pezzi da 90 come il presidente della Commissione Cultura del Senato, Roberto Marti, l'europarlamentare della Lega, generale Roberto Vannacci, il sottosegretario al lavoro, vice segretario federale della Lega, Claudio Durigon. Signori, spargete la voce. Questo sabato, questa domenica, in Basilicata, a Venosa, in provincia di Potenza, tutti alla festa regionale della Lega. Occasione unica, ragazzi, perché in Basilicata non se ne fanno certamente tante di feste della Lega. Pullman, per prenotare il pullman di Pontida, signori, lo dico sempre, vi avvicinate a qualunque sezione della Lega, gli chiedete il pullman, lo fanno sicuramente. Per chi ci segue, ad esempio, dal bresciano, pullman gratuito con partenza da Brescia, Valle Sabbia, Garda, Bassa Bresciana, Franciacorta e Sebino, Valtrompia. Contattate la sezione della Lega a voi più vicina. Milano è una città fuori controllo. La notizia l'ho saputa oggi da due amici che l'altra sera sono stati a Milano per far passare una serata divertente
dopo essere stati in un locale di Corso Como, bella zonetta, mentre si stavano allontanando per andare a prendere la macchina, sono stati avvicinati da 4 bodyguard. Subito viene detto loro: lo sapete che qui non esiste la sicurezza? Fate attenzione perché qui vi accerchiano e vi fanno male. Risponde uno di loro: ma di chi state parlando? Dei fatti che ogni giorno si sente parlare in TV e telegiornali. Se volete, perché a vostro pagamento vi accompagniamo alla macchina. Ragazzi, è vera sta cosa, i bodyguard in Corso Como per proteggervi a pagamento. Che schifo, mi viene da vomitare. La Lega è contraria a modificare la legge sulla cittadinanza perché i bambini stranieri che nascono qui o gli immigrati che arrivano legalmente in Italia godono già di tutti i diritti, tranne uno: il diritto di voto. Chi vuole accorciare i tempi o introdurre lo ius scholae, salutiamo il nero Tajani, nero nel senso che è africano, gli africani sono tutti un po' scuri, lo vogliono fare semplicemente per crearsi un bacino elettorale, lo ricorda Riccardo Molinari. E ancora segnalazioni dal web, bello anche questo appuntamento per domani sabato 28 settembre a Modena. Guerra in Ucraina, tra rischio escalation e speranze di pace. C'è il grandissimo Stefano Bargi, consigliere regionale della Lega, c'è Beatrice De Maio del Movimento Indipendenza, c'è Lorenzo Berti dell'Associazione Vento dell'Est, c'è Vittorio Rangeloni, reporter di guerra. Appuntamento per domani, sabato 28 settembre alle 17 alla Sala Civica Villaggio Giardino, via Marie Curie 22 a Modena. C'è altro? Mamma mia, potrei andare avanti fino a domani, ragazzi. Veramente non siamo mai stati così attivi. Cortazzone, provincia di Asti, centro sportivo, domani sabato 28 settembre, ragazzi, la festa provinciale della Lega. Ragazzi miei, arriva Molinari, l'onorevole Andrea Giaccone, parlamentare della Lega, il consigliere regionale Fabio Carosso. Domani sabato 28 settembre, Cortazzone Asti, dalle 19:30 e poi si balla con Piero Montanaro e Marco Z. Ullala. Sempre in zona, signori. Questa sera, venerdì 27 settembre, siamo però a Novara, c'è la festa La Lega delle Idee 2024, Circolo Operaio Agricolo della Bicocca, Svia Sforzesca 99, super nomi come Massimo Giordano, Matteo Marnati, Enrico Bussalino, Alessandro Canelli, Roberto Scheda, Gian Domenico Albertella, l'onorevole Alberto Gusmeroli e anche qui Riccardo Molinari. Questa sera a partire dalle 18:30 in quel di Novara. A Vercelli invece il 4 di ottobre, ragazzi, è il riso a Vercelli, è la cosa più importante di questo mondo e Vercelli sarà patrimonio mondiale del riso l'anno prossimo. Venerdì 4 ottobre alle 20, Vercelli, ristorante Afra, soprattutto per chi magari non riesce a venire a Pontida il 6 di ottobre, ci si ritrova prima con Riccardo Molinari a cena con la Lega. Vercelli, 4 ottobre ore 20, ristorante Afra. E cos'altro se non salutarvi ricordandovi certo che lo staff di Radio Libertà, i nostri gadget vi aspettano questa domenica 29 settembre a mezzogiorno allo Spiedo Padano presso il ristorante Birreria La Loggia, via Salvella 18, Rovato in provincia di Brescia. Noi dalle 10 del mattino saremo già lì con il Marco Grimoldi, ma soprattutto con i nostri gadget da collezione. Voi arrivate tranquillamente per mezzogiorno a mangiare lo Spiedo bresciano, ma se non ce la fate per pranzo, arrivate anche dopo pranzo, c'è il bar aperto tutto il pomeriggio, ci sono i nostri parlamentari, deputati, senatori, i consiglieri regionali, ma soprattutto c'è Sammy Varin che presenta. Buon weekend e alla prossima! Avete ascoltato Potere al